Buongiorno da Leandro Maggi. Oggi qua siamo in comune di Portoviro. Là c'è il comune di Portotolle, il confine, perché siamo nell'isola di Cavenier. E sono con Niki Pennini, che è una guida turistica, è uno molto sensibile per quanto riguarda l'ambiente. Dove siamo qua, Niki? Allora, qui ci troviamo in un'area golenare del Po di Maistra, dove si divide dal Po di Venezia, e qui possiamo vedere i danni causati dalla siccità o comunque dall'entrata dell'acqua salata del mare nell'alveo del fiume. Qui abbiamo una pianta che è la castagna d'acqua, habitat di diversi uccelli, abbiamo delle sgarze ciuffetto qui che è completamente in sofferenza, quasi morta. Perché questo? Perché l'acqua salata ormai, come tutti sanno, è risalita di almeno 35 km nell'alveo del fiume. Il delta ha sempre avuto queste pulsazioni di acqua salata, di acqua dolce che vanno e vengono, però in questo periodo, in questo anno particolare, questo anno horribilis per le acque, la siccità sta creando notevoli problemi alla biodiversità. Ecco, si parlava di tempesta perfetta, poca pioggia, altri motivi che stanno mettendo in sofferenza le nostre lagune, ma però tra la tempesta perfetta c'è anche che l'intervento dell'uomo. Io seguivo proprio stamattina gli stati generali di pesca, non si fanno gli interventi nelle lagune. Allora, in realtà abbiamo una serie di innumerevoli di enti, secondo me serve un coordinamento maggiore e nel nostro caso, nel mondo della pesca, abbiamo avuto diversi problemi. La mancata arrivo di acqua dolce non fa proliferare il fitoplancton all'interno delle lagune, che è il nutrimento dei nostri molluschi, e poi porta, quando arriviamo in estate, ad una temperatura che arriva a toccare quasi 30 gradi, che provoca la morte di tutti questi molluschi, di questi animali. Per quanto riguarda il dato più significativo, secondo me, è la perdita di biodiversità. L'entrata dell'acqua salata nell'alveo del fiume fa sì che aree come questa che abbiamo proprio alle mie spalle, alla mia sinistra, vada in sofferenza, e quindi morendo la parte vegetale, succede che poi abbiamo una perdita di quelli che sono gli animali e biodiversità in generale. La soluzione si potrebbe ricercare, ad esempio, nella costruzione di aree umide all'interno anche delle varie aziende agricole, o comunque all'interno di quelle che sono le arginature come quelle dove siamo presenti noi. Ad esempio nel comune di Portotolle abbiamo l'Oasi di Cammello, che è una grande riserva idrica e anche di fitodepurazione. Ecco, in questo momento tu che sei anche pescatore oltre che guida turistica, stanno soffrendo molto il famoso oro grigio, le vongole? Le vongole non crescono da tempo, ma soprattutto abbiamo avuto notevoli problemi per la cozza DOP non è arrivata ad essere DOP. Al momento abbiamo solo una piccola parte della laguna che è altamente produttiva, l'altra invece è andata in sofferenza con un drastico diminuzione dei quantitativi. Ecco, la parte produttiva sarebbe sulla Sacca di Scaldovari? Nella Sacca di Scaldovari sì, ma quest'anno distinguiamo due zone: la zona più vicina a Santa Giulia, più vicina al Po della Gnocca, che ha avuto un po' più cibo, essendo che ha un apporto di acqua dolce maggiore, ha avuto una vendita maggiore e una crescita maggiore per quanto riguarda le cozze, mentre la parte più vicina a Scaldovari ha avuto problemi perché ha acqua con salinità paragonabile a quella del mare.